Per i locali non pensi di copiare Poi si questa... sta facendo una guerra proprio. Ma no, è una guerra giusta, è una guerra giusta perché chi ha la forza e la sicurezza ce la e i prendiamo soldi sta forza. può anche fare degli sconti molto così dopo molto vengono qua i ghiotti. busteresi, no? No, ma difatti vedrai che prima o poi, perché dico anche il presidente Olzer, siamo in ottimi rapporti, vedrai che qualcosa viene fuori. Abbiamo già studiato il discorso con le gare con più forza, Dobbiaco, Cortina e il contrario, quindi sicuramente loro lo stanno facendo, avendo fatturato per 2 anni il 20% in più per 2 anni, naturalmente hanno incamerato la possibilità di fare più sconti data la loro bravura, e quindi stanno spaccando e un po' anche il mercato. Il turista che viene l'estate mi Può pare andare, che ha al contrario, uno il turista ski pass che va d'inverno può andare ma in effetti gratis è un d'estate. promuovere la presenza, Difatti. ecco, questo, Sì. promuovere la presenza. Infatti noi stiamo imparando da loro, quindi siamo ancora un po' indietro. Dai, però devo dire anche a Zanatta, per un po' intervenire su quello che ha detto lui, che le loro ditte, la tecnologia loro ha permesso allo sciatore di diventare campione del mondo. Quindi se con la Leitner si sale in maniera comoda, egregia, tramite la battitura Leitner si riesce a vedere le piste piallate come questa moquette e con il loro favoloso innevamento si può dire altrettanto, abbiamo la garanzia, però con Zanatta e soci ho visto che il pubblico ha una facilità di sciata che gli permette di approcciarsi allo sci con maggiori favori rispetto a anni fa. Quindi si impara a sciare in 3 giorni, naturalmente noi non siamo secondi a nessuno, scusa Franz, abbiamo solo 700 maestri di sci tesserati a Cortina, quindi problemi diciamo di insegnamento non ne vedo. Anzi siamo passati dall'altra parte, però tutta l'organizzazione nostra ha fatto ognuno nel proprio settore dei passi da gigante, perché tipo io che cambiavo sci poco e non tanto spesso, se non cambi sci ogni 2 anni sei fuori gioco, perché Franz ti frega se no anche allora io quindi adesso sono costretto a comprarlo ogni anno ed è tutto un mondo che si evolve, ognuno, sì, è vero che dobbiamo collaborare, poi però ognuno ha le sue magagne, le sue storie, quindi e i suoi concorrenti, quindi ognuno si interessa forte del suo ramo, perché poi alla fine, come ho detto, bisogna guadagnare, magari poco ma guadagnare. Nel 1974, anno a me caro per cui sono nato. Mi ricordo che quando ero piccolino, io sono di Cortina, andavo a sciare, mi davano la schedina con i buchi, mi veniva pinzata la risalita, e poi negli anni questa cosa si è trasformata, siamo passati agli ski pass che si inserivano nelle macchinette, poi siamo passati a quelli di prossimità. Oggi io per lavoro sono in Piemonte, per andare a sciare mentre vado a Pila o vado a Courmayeur io mi carico tramite la mia carta di credito lo ski pass. Ecco, io mi rifaccio anche un attimo al libro che ha scritto Stefano, no? Sciare con i social network. Quale sarà l'impatto delle applicazioni nel futuro dell'economia dello sci? Come l'è stato un po' meno in tutti i settori, secondo voi? Mi permette di rispondere. Noi abbiamo dei costi diciamo fissi che riguardano anche banalmente l'emissione della tessera. La nostra tessera è un chip ed ha un costo, la regaliamo, e quindi un domani che già oggi, senz'altro caricare lo ski pass sul telefonino sarà una cosa assolutamente vincente, mentre quello diciamo di sciare scaricando, però sempre con la tessera che hai già acquisito sulla carta di credito, i passaggi che hai fatto, quello è già possibile oggi. Il futuro nostro sarà quello di eliminare qualsiasi supporto diciamo in più che abbiamo, perché abbiamo carta di credito, carta della cooperativa di Cortina, poi ci vuole sempre la carta per gli sconti qua e là, e quindi ci stiamo riempiendo di tessere.
Il futuro sarà togliere qualsiasi Tesla e sciare con un supporto come quello del telefonino. Noi come Superski anni fa avevamo lavorato molto, ma non siamo riusciti anche con la Benetton per arrivare a un'emissione di una carta con un chip a un costo molto basso. Siccome avevamo lo stesso problema, che entrava nel negozio, chi veniva a sciare aveva bisogno di una carta per poter essere strisciata, anche la Benetton aveva lo stesso problema sui propri prodotti, avendo migliaia di prodotti, però purtroppo di basso costo, in certi casi non siamo riusciti a ottenere, diciamo, questa collaborazione. Però il futuro è quello di eliminare il supporto, quello è sicuro. In maniera un po' più diretta, quindi ovviamente si stanno sviluppando, sono già presenti parecchie applicazioni, dal telefono allo ski pass che ti dà il numero di passaggi, metri, velocità e quant'altro. Si sta sviluppando qualcosa che sia ancora più che si interfacci più direttamente con il consumatore, quindi quanto ti pieghi, quanto centrale sei, che ormai la velocità, queste cose qui si trovano in 100 applicazioni, telefoni e quant'altro, quindi cerca di trovare un qualcosa magari che ti aiuti, dico, a sciare meglio, a essere più centrale, piuttosto che quindi tutte queste nuove tecnologie legate al mondo, diciamo, dell'internet e quindi dei social, di dire io mi sono piegato di più, oggi ho fatto 50 piegamenti di questo tipo con questo grado, quindi ecco si va sempre di più all'esasperazione. Non so dove questa esasperazione ci porterà, perché ormai ci contiamo anche quanti capelli abbiamo con tutte queste nuove tecnologie, però diciamo che è un momento in cui sta diventando qualcosa di virale che piace condividere. Le persone che si fanno il video che lo postano sui vari social per cercare di dire cosa ho fatto, sono stato meglio di te, e questo confronto, diciamo, quindi si lavorerà sempre di più in quest'ambito, anche perché le aziende, non solo le aziende ma anche per tutti gli interlocutori, il fondamentale è l'opportunità di essere a contatto diretto con il consumatore finale, che è una cosa che ci è sempre mancata. Io parlo di noi aziende perché noi abbiamo come interlocutori principali i negozianti, i negozi di articoli sportivi, però il consumatore finale non ci siamo mai arrivati. Adesso con queste nuove tecnologie riuscire a capire ho freddo i piedi, quando li ho freddi, che umidità ce li ho, in quale condizione, in quale momento, aiuta anche a risolvere anche dei problemi tecnici e cercare di rendere le giornate più piacevoli ai vari consumatori. Il video di fatto alla sua cerchia di amici fa capire che quella può essere una zona interessante per sciare, cioè, quindi questo l'effetto positivo della viralità, no? Perché poi ci sono anche quelli che sono patiti appunto della prestazione, e non a caso il Dolomiti Superski ha creato anche la possibilità di fare una sorta di comunità, no? Che poi si sfida sulle piste. Però c'è anche questo aspetto che secondo me è fondamentale. Noi abbiamo dei mercati che non sono assolutamente ancora stati presi in considerazione. Noi abbiamo 20 milioni di cinesi che si spostano dalla Cina per andare a sciare nel mondo, perché hanno un tenore di vita che è molto più alto del nostro, medio, insomma, ecco, del mio senz'altro. Quindi perché non andare a prenderli noi prima che vadano nelle località svizzere, austriache più famose, no? È che a volte ci manca questo tipo di attenzione a un pubblico. Io ogni tanto porto sempre l'esempio di un piccolo albergatore del mio paese, Campolongo di Cadore, che ha penso ormai 700 abitanti. Lui è un appassionato di moto e lui riusciva a coinvolgere dei gruppi di motociclisti, con 3 o 4 fine settimana di questi qui riusciva a farsi la sua stagione. Cioè alle volte è inutile fare una campagna promozionale su un pubblico vastissimo che poi non verrà mai, no, da te, perché ha 3.000 altre possibilità, però se tu riesci a coinvolgere chi ha la tua stessa passione, alle volte puoi fare, ecco, una campagna più mirata e anche più redditizia, insomma. Cinese per arrivare in Italia ci vogliono 2 mesi, per arrivare a Zurigo ci vogliono 2 settimane, per arrivare in Olanda ci vuole 1 settimana, e perciò finché il nostro Stato non riesce praticamente a dialogare meglio attraverso i consolati con chi vuole praticamente arrivare in Italia, perché tutti quanti arrivano a Francoforte,
Olanda, Svizzera, Francia e poi fanno il giro in Italia perché poi riescono a entrare in Italia perché hanno il visto europeo. Però se vogliono praticamente arrivare direttamente a Roma o Milano fanno fatica enorme, perciò finché la nostra autorità non riesce praticamente a aiutarci in questo senso, non dobbiamo mica meravigliarci se quelli lì vanno in Svizzera, vanno in Francia, vanno nelle altre parti. No, la cosa che fa più rabbia è che noi abbiamo Venezia, che non hanno né gli svizzeri, né i francesi, né i tedeschi, no? E Venezia è un polo, una calamita che attrae in tutto il mondo perché è conosciuta in tutto il mondo. Allora, considerato che Venezia da Cortina si raggiunge in 2 ore, insomma, farla, no, lunga, ecco, non riuscire a sfruttare questo veicolo, no, dal punto di vista dico Venezia, potrei dire anche Firenze, insomma, per dire 2 città che hanno in qualche maniera un appeal maggiore. Comunque si ritorna al discorso della burocrazia, no, che poi incide sull'impiantistica, incide su tante altre cose, incide, ecco, sul fatto che abbiamo una situazione appesantita, ecco, da queste troppe carte, insomma, ecco. Ringrazio tantissimo Rosanna perché da tempo mi dà la possibilità di presentare i miei libri qui a Cortina, che come dicevo prima è una vetrina per me importantissima e oltre che un luogo a cui sono particolarmente affezionato, quindi ti do la parola e grazie ancora. Bene, ringraziamo i nostri ospiti, Senfter, Ghezze, Sinotti e Zanatta, e naturalmente il nostro amico Stefano Viettina. Io vi do appuntamento a domani.